cognome, dare sue generalità. Sì, Maria Rosaria Rossi, nata l'8 marzo del 1972 a Piedimonte Matese in provincia di Caserta, residente a Roma. In viale Antonio Ciamarra 223 00173 Roma. Grazie. Prego. Buongiorno. Allora, lei che lavoro svolge? Io svolgo un'attività imprenditoriale, sono un'imprenditrice nel settore dei servizi e sono anche una parlamentare della XVI Repubblica alla Camera dei Deputati. Quindi della XVI legislatura, della Camera dei Deputati, del gruppo? Del gruppo Popolo della Libertà. Quindi del gruppo PDL. Sì, in sigla PDL. Benissimo. Lei ovviamente quindi conosce l'onorevole Silvio Berlusconi, che è il presidente del suo gruppo, no? Sì. E che rapporti ha con l'onorevole Berlusconi? A parte quelli politici, cioè dei rapporti personali, ce li vuole dire? Che tipo di rapporto ha con l'onorevole Berlusconi? Sì, attualmente... Se può guardare il tribunale, io le faccio la domanda e poi guarda il tribunale. Prego. Perdonatemi. E attualmente svolgo per conto del presidente Silvio Berlusconi un'attività di collaborazione. Sono entrata a far parte del suo organico come assistente, come una degli assistenti. Ecco, allora onorevole Rossi ci spieghi un po'. L'onorevole Berlusconi ha un certo numero di assistenti che lo coadiuvano, che lo aiutano. Sì. Sono tutti parlamentari? Sì. Cioè sono tutti parlamentari? Sì. Ho capito. Sì. Prego, onorevole, dica se deve aggiungere qualcosa. In che cosa consiste la sua attività di assistenza? Siamo 3 assistenti, siamo l'onorevole Sestino Giacomoni, l'onorevole Valentino Valentini ed io. E ognuno ha un ramo di attività di cui occuparsi? Sì. Bene. Prevalentemente, poi comunque ci alterniamo. Allora, tiriamo fuori il discorso delle questioni politiche che non interessano. Lei ha anche un rapporto personale, di frequentazione personale con l'onorevole Berlusconi? Sì. Sì. Ovvero, le è capitato di frequentare l'abitazione privata dell'onorevole Berlusconi? Sì, più di una abitazione. E più di un'abitazione? Più di un'abitazione. Benissimo. Nel corso dell'anno 2010, onorevole Rossi, lei è mai stata a cena a casa dell'onorevole Berlusconi, in Arcore o altrove? Nell'anno 2010? Sì. 2010, sì. Allora, è capitato che a queste serate fossero presenti anche delle, non che lei non lo sia, giovane anche lei, ma anche delle ragazze, delle signore, delle giovani donne, delle ragazze erano presenti a queste serate? Sì. Sì. E ci vuole dire se si ricorda qualche nome di queste ospiti dell'onorevole Berlusconi? Sì, adesso ne ricordo di più perché comunque sono state comunque evidenti sui quotidiani sia con i nomi che con i voti. Se li ricorda? Sì. Le faccio i nomi di chi mi ricorda? Quelli che si ricorda, grazie. Sì, della consigliera Nicole Minetti. Sì. Della Barbara Fagioli. Sì. Le sorelle De Vivo che ho visto adesso. Che ha visto adesso fuori? Sì. Perfetto, poi? Parliamo di presenze femminili? I nomi solo presenze femminili, poi le farò la domanda sulle presenze maschili. Sì. Mi perdoni. Vuole che le faccia i nomi io? Sì, grazie. L'aiuto io. Allora, lei conosce e ha visto a casa del presidente Berlusconi Barbara Guerra? Barbara Guerra io non me la ricordo come viso. No. Iris Berardi? No. Maristel Polanco? Sì. Se la ricorda e l'ha vista a casa del presidente? Sì. E Spinosa Arisleida Intesa Aris, se la ricorda? No. Lei conosce una ragazza e ha visto a casa del presidente una ragazza di nome Tumini Melania, amica di Nicole Minetti? Com'è il nome, scusi? Tumini Melania. No. Lei ha avuto modo di vedere Battilana Ambra, che era stamattina? Sì, l'ho vista. E Chiara Danese? Sì, era insieme. Lei le ha viste a casa del presidente? Sì. Una o più volte? Una volta, una sera a cena. Benissimo. Barizonte Lisne, intesa Lisa, la conosce, l'ha vista a casa del presidente? Lisa? Sì, adesso non me la ricordo di fisionomia, però il nome sì. Roberta Bonasia o Bonasia? Sì, ecco. Roberta Bonasia, sì. Visana Ioana detta Annina? Sì. E Toti Elisa?
una signora senese. Il Tokyo nome Viso. sì, non mi ricordo il volto. Iman Fadil, l'ha mai Imam vista? Fadil, sì. Quindi lei ha visto Iman Fadil Sì. a casa del Presidente? Sì. Amarghioale Ioana Claudia, No. Ferrera Manuela e Ferrera Marianna, Sì. due sorelle. Sono gemelle? Esattamente. E Spinosa Risleida Rittaris, gliel'ho già chiesto, vero? Barbara Fagioli, Sì. la conosce? L'ha Sì, vista sì, a casa sì, del sì, sì, Presidente? sì. Raffaella Fico, Sì. Cipriani Daltorio Francesca, No. non la conosce. Fico Raffaella, Sì. l'ha vista a casa del Presidente. Si ricordi sempre la domanda, se ha visto a casa del Presidente Berlusconi i nomi che le sto dicendo. Sì. Miriam- Adesso l'ho vista anche sui giornali. No, ecco, Lo so. cerchiamo di essere precisi, la domanda è questa. Lei ha ragione. È che... Dobbiamo ricominciare da caso? No, va bene. Quelli che ha detto l'ha vista a casa del Presidente? Sì, Ah. sì. Miriam Loddo, No. Elena Morali, Sì. Roberta Nigro, No. Giovanna Rigato, No. Non mi ricordo, non no. si ricorda, Scorchina Raissa, Raissa. sì, Il nome non mi è nuovo, ma non ricordo lei. Gonzales Pablo Diana Altagracia, No. Elma Rug Karima detta Rubi, lei l'ha mai vista a casa del Presidente Berlusconi? No. Rubi, No, assolutamente. non l'ha mai vista a casa No. del Presidente Berlusconi. Senta, ha mai visto Emilio Fede a casa del Presidente Sì. Berlusconi? Sì. Lele Mora? No, non lo conosco, non l'ho mai E visto. non l'ha mai visto a casa di Berlusconi Lele Mora? No, non l'ho mai visto mai, no. E Giorgio Prucelli l'ha visto? Sì. La sua collega onorevole Ronzulli l'ha vista Sì, a casa del Presidente? Sì, anche il marito. Sì. Ecco, infatti le stavo per chiedere, anche il marito Sì. l'ha visto. Allora, ha già detto che lei ha visto a casa del Presidente Berlusconi Ambra Battilana. Sì. Era sola o con una sua amica? Era con un'altra amica, una sua amica, sì. Allora, Prego. ci vuole raccontare la serata partendo dall'inizio, da quando la vede, chi gliela presenta, come sono arrivate lì, quello che lei sa. Guardando il tribunale, per cortesia. Scusi. No, scusi lei. Era la sera di agosto? La sera delle 22 di agosto? Sì. Penso che si possa dire, è un dato emerso in dibattimento. Sì. Se lo ricorda, signora? Io lo ci deve ricordo. dire lei. Sì, perché l'ho letto anche. Prego, onorevole, guardi Sì. il tribunale. Sì, mi perdoni. Allora, sì, mi ricordo la data perché credo che quella sera ci fosse una partita allo stadio del San Siro a Milano, credo fosse il trofeo Berlusconi. E quindi eravamo andati allo stadio a vedere la partita, anche insieme al Presidente. C'era anche lei allo stadio? Sì, Perfetto. Dica, tranquillamente. eravamo allo stadio. Solo che prima della fine o quasi verso la fine del primo tempo, siccome eravamo sotto uno skybox, comunque in un posto dove c'era veramente molto caldo, io ho problemi di pressione, quindi ho avuto quasi mi ricordo un mancamento comunque da un calo di pressione, quindi a metà della partita ho preso un taxi, ho fatto chiamare un taxi lì allo stadio e sono andata via ed ero insieme a Simonetta, una signora di nome Simonetta, che era anche lei con noi. Allo stadio c'era Emilio Fede con Berlusconi? Col Presidente Berlusconi c'era? No, non è venuto con noi, non so se poi stava nello stadio. Vabbè, questo è difficile da stabilirsi. Se era con voi? No. Quindi? No. E quindi siamo tornate a casa insieme alla Simonetta, quindi eravamo tornate a casa, alla villa di Arcore. Quindi andate ad Arcore. Ad Arcore, sì. Come mai dallo stadio lei non si sente bene, va ad Arcore, aveva un... Perché ero partita da Arcore, era sono partita da tornata. Arcore. Cioè risiedeva lì in quei giorni? Sì. Perfetto. Quindi? Sì, poi sono rientrata. Vabbè, poi mi sono sentita un po' meglio e stavamo giù, ricordo che eravamo giù fuori
fuori in questo diciamo cortile dove ci sono dei tavoli, sono delle poltrone, sono degli ombrelloni, insomma una cosa un po' estiva. E mi ricordo di queste ragazze che sono entrate, ci hanno avvertito che stavano arrivando degli ospiti e quindi sono venute fuori e quindi le ho conosciute. Chi gliele ha presentate? Il direttore Fede. Quindi il direttore Fede le presentò queste due ragazze. Sì. E ricorda se quella sera fosse presente anche Roberta Bonasia? La sera in cui era presente Ambra Battilana e Chiara Danese? Credo di no. Crede di no. No, non glielo so dire, non me lo ricordo. Lei ha avuto modo di parlare con le due ragazze? Sì, quando... No, però se stava aggiungendo qualcosa io non la voglio interrompere. no, mi sto ricordando se c'era o no la Roberta Bonasia quella sera. Io a volte vado troppo veloce, prego. Se più avanti me lo ricordo glielo comunico. Chiedo scusa. Non vorrei sbagliare. Allora, lei ha avuto modo di parlare con Chiara e Ambra? Sì, perché sono arrivate, quindi eravamo seduti, siamo alzati e siamo strette la mano, piacere. Me la ricordo perché lei aveva un vestito, più che altro mi ricordo una fascia. Perché lei chi? La signora Battilana. La signora Mora che ha visto oggi qua? Sì. Perfetto. Aveva una fascia perché aveva vinto un concorso di Miss. Cioè si è presentata direttamente con la fascia? Con la fascia, sì. E quindi? Lei ci ha parlato con queste due ragazze? Sì, le ho fatte accomodare, poi ho chiesto se volevano un aperitivo, ci hanno portato un aperitivo perché il presidente non c'era, il presidente Berlusconi, era ancora allo stadio. Senta, ma loro si sono manifestate consapevoli di essere a casa dell'onorevole Berlusconi? Sì. Sì, cioè avete avuto modo di commentare la presenza a casa del Presidente del Consiglio? Ho detto accomodatevi, nell'attesa che arrivi il Presidente Berlusconi, quindi il padrone di casa, possiamo offrirvi un aperitivo. Mi sembra che hanno detto sì. E hanno Quindi portato... lei fece un po' da padrona di casa, diciamo, da ospite, ospitante. Sì, ho capito. Sì. C'è niente. Padrona. Dico, per dire, ha intrattenuto le signore, certo. E disse loro che quella era l'abitazione di Berlusconi e che sarebbe arrivato il Presidente. No, non ho detto che era l'abitazione di Berlusconi, nell'attesa che arrivi il Presidente Berlusconi, dando per scontato che quando uno entra a casa di qualcuno sa dove sta andando. Nell'attesa che arrivi il Presidente Berlusconi possiamo offrirvi un aperitivo? Sì. Nell'attesa? E loro si manifestarono stupite di essere a casa di Berlusconi oppure erano... No, mi hanno detto sì, grazie, volentieri. E hanno bevuto. E io ho preso il telefono, c'è un telefono lì, ho chiamato in cucina, ha risposto uno dei camerieri che non ricordo chi fosse, ho detto, forse ho chiesto cosa gradite, un crodino, un bicchiere d'acqua, una Coca-Cola. Ora questo non ci interessa, ma era presente Emilio Fede in quel momento? Sì. Era presente Emilio Fede. Lei ha notato l'atteggiamento che Fede aveva con le due ragazze? Lo ha commentato, lo ha notato, se ci vuole dire che atteggiamento era? No, ha detto accomodatevi nelle poltrone e poi abbiamo parlato, credo, di come era andata la partita, insomma, dello stadio, del trofeo Berlusconi, essendo andata io via prima. Poi è arrivato il Presidente? Poi è arrivato il Presidente, sì. Avete cenato quella sera? È arrivato Danilo, sì, abbiamo mangiato all'interno, ci siamo spostati dall'esterno, diciamo dai gazzebi all'interno nella sala da pranzo. Benissimo. Che è sullo stesso piano. Lei ricorda se quella sera era presente, la sera in cui erano presenti Chiara e Ambra, Battilana e Danese, se c'era Nicole Minetti? Allora, è arrivato il Presidente Berlusconi, credo insieme al consigliere onorevole Giorgio Curicelli, la scorta, e poi sono arrivate delle altre ospiti con le loro macchine, quindi c'è stata anche un po' di attesa, perché non so se fossero anche loro allo stadio, che erano andate allo stadio. E chi erano? E quindi la Nicole Minetti mi sembra che sia arrivata dopo il Presidente. Poi ricorda altre ospiti di quella sera? Maristel Polanco c'era? Sì, è possibile ci fosse, sì. Le sorelle De Vivo erano presenti? Anche. Ricorda se vi era presente tale Barizonte Lisney detta Lisa? No.
Non se lo ricorda o lo esclude? No, non lo ricordo. Non lo ricorda. Ricorda se vi erano ragazze di colore quella sera? A parte la Maristel Polanco? A parte la Maristel Polanco? No, solo lei. Non se lo ricorda? No, mi ricordo che fosse solo lei. Si ricorda che fosse solo lei. Poi era anche estate, magari qualcuno era anche un po' abbronzato, però addirittura... Però vabbè, adesso non... Io ho chiesto di colore. Senta, e lei com'è stata la serata, la scena? Ricorda qualcosa di particolare durante la scena? La cena è stata, come sempre, come ogni cena a casa del Presidente, buona. No, però scusi, non volevo intrattenermi sulla qualità dei piatti, sul tenore della serata. Cioè lei ricorda qualche evento particolare durante la serata, a parte il mangiare, quello è ovvio, avete cenato tranquillamente, ricorda qualche cosa di particolare che le risuona nella mente, nella memoria? C'era Danilo, quindi che poi ha dato credo il Presidente abbia cantato delle canzoni, perché c'era Danilo Mariani, tra l'altro, che è il marito della Simonetta, la signora che ha anche lei cantante, ha accompagnato me. Sono sposati, tutte e due cantanti. E il Presidente qualche canzone ha cantato anche Danilo. Il Presidente, credo, perché comunque è sua consuetudine, su nostra richiesta, su nostra insistenza, comunque anche perché canta anche molto bene, di cantare qualche canzone in francese soprattutto, e poi le storielle che poi a periodi restano sempre le stesse. Lei ricorda se quella sera è stata fatta girare una statuetta a tavola? No, allora io questa statuetta non l'ho vista. Ho letto comunque che c'è questa statuetta che è stata fatta girare, ma io non l'ho vista assolutamente. Io c'ero a cena, certo, assolutamente, però siccome anche mentre si cena, comunque in qualsiasi momento, è sempre un'attività lavorativa per quanto mi riguarda, e quindi spesso mi chiamano dalla centrale, che è un posto dove comunque quando non c'è la segreteria, un po' distante dopo la cucina, arrivano sia le agenzie di stampa che arrivano in continuazione, che ci vengono faxate a quel tempo da Palazzo Chigi. A quel tempo il Presidente era Presidente del Consiglio, quindi arrivavano da lì. Agenzie o dichiarazioni da correggere per eventuali cose, anche perché era un periodo politico un po' particolare, e anche le telefonate dei colleghi, dei deputati, comunque dei figli, io andavo quindi lei si alzava spesso? Io mi alzavo spesso, mi alzavo anche perché ho un vizio che è il fumo. Il fumo, quindi lei è fumatrice? Io sono fumatrice, però non ho... Però lei su questo... È un peccato? No, però ecco, se potessi, non voglio riprendere nessuno, però non interloquiamo informalmente. No, le sto, capito, mi faccia finire un attimino... Sì, cioè... io la faccio finire. Grazie. Non l'ho interrotta io veramente, l'ha interrotta l'avvocato Longo. Scusi. Mi perdoni. Avvocato Longo, le abbiamo già detto più volte che lei magari parla anche con l'avvocato Ghedini, ma la vicinanza con i testimoni in realtà li disturba, perché sentono queste voci e quindi... Non ho sentito comunque cosa mi ha detto l'avvocato Longo. E quindi, siccome il Presidente Berlusconi non ha vizi, non fuma in questo caso, e io per una questione di rispetto non ho mai fumato davanti a lui, quindi anche per fumare e termino. Quindi lei si allontanava spesso da tavola, cerco di sintetizzare perché il concetto è chiaro, voglio dire, insomma. Lei ha visto girare una statuetta con un pene sproporzionato e qualcuno simulare un rapporto orale con questa statua? È stato dichiarato questo dalla teste Battilane Ambra in dibattimento. Lei ha visto una statuetta scena? Di che materiale? Adesso legno probabilmente. Legno. E su una statuetta di legno avrei dovuto vedere cosa, mi perdoni? Lei, scusi, io le faccio le domande, lei dà le risposte fin quando il Tribunale mi consente. Io le ho chiesto se lei ha visto girare tra le signore presenti una statuetta e delle signore simulare un rapporto orale con la statuetta. Questa è la domanda, sì o no? No. No, basta così, lei non l'ha visto. Durante la scena lei ha visto delle persone, delle ragazze ballare e denudarsi totalmente o parzialmente? Parzialmente? Durante la scena? Durante la scena no. Non lo ha visto. No. E durante la scena lei ha visto dei contatti corporei intesi come toccamenti fra le ragazze presenti alla scena e l'onorevole Berlusconi o Emilio Fede?
No, No. né tra loro né tra nessun altro, si mangiava. Benissimo. La risposta è no, si mangiava. Ascolti, lei sa se all'interno dell'abitazione dell'onorevole Berlusconi c'è una saletta adibita a discoteca dove ci si intrattiene nel doposcena? Sì, C'è. sono a conoscenza. Sì. Ha Sono un due. Dica. Posso essere più precisa? Lei può rispondere ampiamente alla domanda come ritiene, la prego. La ringrazio. Sì, sono due sale comunicanti attraverso un arco, perché sono due sale, due piccoli saloni anche un po' antichi, credo del 1400 o qualcosa del genere, comunicanti tra di loro, adibiti a cose diverse. Uno è scendendo queste scale, una rampa di scale dal piano superiore, se si va verso sinistra attraverso questo arco si intravedono è una sorta di teatro, perché ci sono proprio delle postazioni come un cinema, un teatro, con un palco, e in fondo alla parete, a tutta parete, c'è uno schermo grandissimo, dove vengono proiettati film di Medusa, e documentari, insomma, partite di calcio, e quindi si sta seduti e si guarda quello che c'è, da guardare allo schermo. Se invece si scende la scala e si va così verso destra, c'è sempre con le stesse caratteristiche, un po' a cupola, così con dei mattoncini, un po' antico, molto bello tra l'altro. Ci stanno altre poltroncine, c'è una pianola, non è molto grande, e c'è un piccolo, come possiamo chiamarlo, un piccolo angolo bar, dove ci sono dei drink, insomma c'è un piccolo frigorifero dove vengono tenute in fresco delle bevande, insomma. C'è un palo in questo locale? C'è? C'è un palo, sì. Perfetto. Ci sono dei divanetti? Sono delle poltroncine comode. Di che colore sono? Se lo ricorda? Oddio. Se lo ricorda, non è che... Chiaro. Credo chiaro, non vorrei confondermi con le poltrone del teatro. Questa saletta, onorevole Rossi, stiamo parlando di una saletta col palo. Dell'altra, sì. Questa saletta col palo sì. Ha un nome, anche un nome gergale tra di voi, cioè viene indicata con un nome presso la residenza del Berlusconi? Che cos'è il bunga bunga, lei lo sa? Cos'è non per la stampa, se lei sa. I giornalisti cosa l'hanno fatta diventare? Se lei sa, se lei ha pronunciato mai questo nome. Assolutamente sì. E che cos'è? Allora, inizialmente la parola bunga bunga io l'ho conosciuta perché è una delle parole che si trova all'interno di una barzelletta, di una storiella, una barzelletta. Il Presidente la chiama storiella, ma in effetti è una vera e propria barzelletta. All'inizio era questo il discorso. E poi è chiaro che nel momento era un periodo, io mi devo spiegare se posso, Presidente, cioè nel senso che anche per capire le abitudini, perché sennò non riesco a rendere. Il Presidente Berlusconi che intervalla le sue serate, perché poi c'è questa scena, ovviamente lui è la persona che siamo lì tutti gli ospiti comunque ad ascoltare, ad ammirare, quindi oltre la tavola e la scena a cui lei non interessa, c'è anche un tenore di cultura, di storia. Il Presidente Berlusconi è un ottimo padrone di casa, quindi fa sentire i suoi ospiti tutti a suo agio, perché comunque anche con il volto parla con tutti, e quindi si ascoltano la sua storia, la storia dell'Italia, insomma del Milan, un po' il suo percorso politico, alternandolo con delle storielle che a periodi il Presidente non voglio usare un termine, si affeziona a della barzelletta. In quel periodo, adesso ce n'è un'altra di barzelletta, quella del Topolino. In quel periodo c'era questa barzelletta di questo bunga bunga. Quindi il nostro poi modo di dire, quando ci sono delle serate in cui non si canta nemmeno, non si iniziano a raccontare storielle, si parla soltanto di altri argomenti, nel momento in cui si incomincia a raccontare storielle, si incomincia anche a prendere il microfono, ma diventa una serata che si protrae anche nell'orario.
E quindi il senso di dire bunga bunga, per dire che comunque si raccontavano storielle e barzellette, e che quindi c'era, invece di terminare a mezzanotte una scena, terminava un po' più tardi. Ovviamente quella sera, nello specifico, Quale sera? quella di cui stavamo parlando, Di Battilana Ambra. di Battilana. del 22 agosto. Benissimo, benissimo, prego. Essendo iniziata la cena più tardi, perché abbiamo detto che c'era la partita allo stadio, eravamo allo stadio, il Presidente si è trattenuto fino alla fine, poi non so come sua consuetudine sarà sceso giù negli spogliatoi a salutare i calciatori, la figlia Barbara, che adesso è quasi sempre allo stadio, e quindi la cena è iniziata più tardi, in quella sera specifica, perché di solito altrimenti una cena inizia verso le 9:30, a seconda degli impegni e degli appuntamenti che il Presidente termina. Quella sera nello specifico, essendoci stato lo stadio per una partita serale, se non ricordo male, la cena è iniziata più tardi. Allora. Questo lo diceva per dire che cosa? Tutta questa... Perché per dire che quel 22 agosto... Cioè, se facciamo comunque incominciare a raccontare barzellette, eccetera, già si faceva più tardi del solito. La cena invece è della iniziata mezzanotte più tardi, allora... si terminava verso le 2. Insomma. Ma in quella sera e in altre sere a cui lei ha partecipato a casa dell'onorevole Berlusconi, la serata è proseguita in questa... Scusi, però il Tribunale non ha capito, perché la testimone ha fatto tutto un ragionamento su bunga bunga, la serata la cena che è iniziata dopo si è protratta, e quindi a un certo punto ha detto bunga bunga, o non l'ha detto quella sera? Sì, sì. Cioè, io questo termine lo usavo per identificare una serata che si protraeva nell'orario. Quindi quella sera è stato usato questo termine da chi? Da quella sera il termine è stato usato nel raccontare la barzelletta dal Presidente Berlusconi, che raccontava questa barzelletta. Ed era un segnale per far capire che la serata si sarebbe protratta fino a tardi? No, non è un segnale, no. Era un modo di dire mio, se avevo occasione di parlarne. Mi ha chiesto se questo termine io l'ho sentito, non solo l'ho sentito, l'ho anche detto, manifestato, ma il mio dire, mi ha chiesto, credo, forse ho capito male la domanda, il dottore, lei cosa intendeva dire con queste due parole bunga bunga? Io intendevo dire, se poi raccontiamo barzellette, se c'è più gente, se ci sono magari degli ospiti nuovi, al Presidente piace comunque parlare di sé, anche raccontare queste storie, si fa un po' più tardi. Quindi bunga bunga è una serata più che politica, è una serata divertente. Quindi se io sintetizzo con questo termine, lei intendeva un momento di intrattenimento goliardico, colgo nel segno per sintetizzare il suo ragionamento? Goliardico. Di intrattenimento, lei vuole dire questo? Perché poi io ho delle cose da dire. Vuole dire questo? Di intrattenimento, di storielle, queste cose qua? Anche, sì. Perfetto. Allora, io le domando, lei ha partecipato, c'è una fase successiva dopo la cena in cui si scende in questa discoteca, in questa taverna dove c'è il pavo? Sì. Lei all'interno di questo contesto ambientale, inteso come spazio, come stanza, il 22 agosto 2010 o in altre serate a casa dell'onorevole Berlusconi, ha visto ragazze che si denudavano totalmente e parzialmente, si toccavano, si facevano toccare da Berlusconi e Fede, o li toccavano? No. No, la risposta è no. Quindi neanche la sera in cui erano presenti Ambra e Chiara? No. Devo dire solo sì o no? No, onorevole, lei può dire, deve rispondere al Tribunale, non a me. Deve dire quello che il Tribunale ritiene giusto, dica lei. No, lei ha usato il termine denudarsi. Io sono una persona semplice, vuol dire spogliarsi? Ho detto denudarsi totalmente o parzialmente. Quindi, cioè, delle persone che all'improvviso prendono e si spogliano. Cioè io devo scoprono i seni. Guardi, o facciamo così, perché se non ci si capisce sulla parola denudarsi, ci si affatica molto, anche vista l'ora e il caldo. Lei dica che cosa facevano durante la cena con parole sue. O anche dopo, perché poi ho detto anche nella saletta, sei scesa giù. Dica lei cosa avete fatto quella sera, se lo ricorda. Sì, quella sera nello speciale, delle sere, ecco. No, quella sera nello specifico. Nella sera nello specifico, quindi dopo la cena siamo scesi giù,
è stato proiettato credo un documentario, che non tutti comunque sono andati a vedere, era una cosa che stavamo facendo su Forza Italia e io perlomeno mi stavo occupando di questo. E poi scende anche quella sera c'era Danilo con la moglie, Danilo si mette alla pianola e inizia a fare della musica, quindi ci sono persone che siedono e queste ragazze, alcune di queste ragazze hanno comunque ballato. Sì, quella sera nello specifico non lo so, comunque ci sono anche dei costumi che le ragazze che sanno ballare, che sono del mondo dello spettacolo, comunque fanno spettacolo, quindi una sorta di, come chiamarlo, di costumi, di travestimenti. Non so, io quello che ho visto, travestimento, che ne so, quello ma è un periodo diverso, delle babbonataline, quello del Milan, quindi insomma vestiti un po' da giocatori e mi ricordo, credo fosse proprio la Polanco, perché ballava anche molto bene, vestita tipo da poliziotto, quindi proprio con la giacca, il cappello eccetera, e nel ballare comunque poi li toglieva, rimanendo con dei costumi, con delle paillette, questo. Lei non ha mai visto donne nude o che si spogliavano? No, che uno all'improvviso sta lì, si spoglia, no. Pubblico Ministero, non faccia il riassunto, perché ha appena finito di dire che si toglievano i vestiti. No, ha detto che rimanevano in paillette, veramente. Può togliere la giacca, scusa. Posso? Sì, certo. Grazie. Io ho capito così. E rimanevano No, sono io che con dei No, forse ho capito corpetti. male io. Il reggiseno in Corpetti, mutanda o unita no, il reggiseno alla corpetti, mutanda? sì, ecco, dei corpetti, come li possiamo... corpettini, Benissimo. cioè anche un po' bustino? rigidi, bustino, Un po' rigidi. Avevo capito bene. con delle paillette. Lei ha visto dei contatti anche guardato. fisici intesi come... Tenga presente, queste domande gliele faccio innanzitutto perché è mio dovere, ma anche perché la Battilana e la Danese hanno detto questo, hanno descritto questa scena quella sera. Non so cosa hanno allora, detto, perfetto, si non lo spiega sa ma meglio. io glielo faccio presente. Lei ha visto questi contatti fisici intesi come mani sui seni, sulle parti intime, ovvero le ragazze che toccavano le parti intime degli uomini presenti? No, io ho visto queste persone, se vuole gliele posso mimare più o meno, non sono brava a ballare, non c'è niente di male. Ballare, non toccare. No, guardi, faccia così, noi adesso registriamo, lei ce lo spieghi a parole, perché non viene videoripresa la sua testimonianza, ma solo registrata, e quindi ci spieghi. Ballare, cioè ballare, muoversi, ballare, e nel ballare, no, visto che erano vestite, al di sopra dello vestito, erano vestite, io ho visto, che ne so, questo spettacolo della poliziotta, per dire, e c'era la Polanco sicuramente, c'erano altre ragazze che ballavano, a volte avevano delle maschere che poi comunque si toglievano prima della fine di questo spettacolo, delle maschere che raffiguravano il presidente Berlusconi stesso, cioè delle maschere di plastica, quelle che si usano anche sul viso, intende? sul volto, sì, proprio delle maschere, non so usare un altro termine, maschere. Quindi del presidente Berlusconi, questa maschera molto carina, e ho visto c'era anche un'altra ragazza, sempre magari vestita comunque da poliziotto, che aveva un'altra maschera, io ricordo la maschera dell'onorevole D'Alema. Sì, ma la domanda era diversa. E dell'onorevole Fini. Nell'ambito di questi balletti, di queste esibizioni, di Si queste toglievano cose, che si toglievano le cose, ecco. La camicia da Si poliziotto. toccavano anche? No. Cioè si toccavano loro nel ballare. Come sta facendo lei in questo Così. momento, che No. si sta toccando il petto? Si toglievano gli abiti. Sì. Cioè nel toccare Poi gli abiti. si avvicinavano all'onorevole Berlusconi ballando? No, erano al centro loro, erano al centro le persone che erano sedute, tra cui il presidente Berlusconi che stava sempre seduto, anche il direttore Fede, sono ai lati della parete, mentre i balletti erano al centro, se vogliamo identificare il centro della E sala. le ballerine si avvicinavano all'onorevole Berlusconi?
No, facevano dei giri ballando, una sorta di trenino, non è che gli andavano addosso, intende? Cioè che si avvicinavano. Non intendo niente, volevamo sapere da lei se ci No. descriveva quello che ha visto. No, ballavano tra di loro, in gruppo di solito, erano 2 o 3 ragazze eccetera, quindi cioè, creavano una sorta di giro, una sorta di scenografia. All'inizio, che ne so, andavano a mettersi la maschera, andavano a mettersi il vestito, entravano dal laterale uno per volta e poi si mettevano in cerchio, quindi in funzione magari di questo palo a cerchio, e facevano la loro esibizione. Poi magari si mettevano, invece poi di fare il cerchio, facevano comunque la fila, sempre un po' tutte insieme, guardando dalla parte di chi era seduto. Senta, concentriamoci sulla serata in cui c'erano Ambra e Chiara. Lei ricorda se Ambra e Chiara quella sera hanno ballato come tutte le altre? No, non hanno né ballato né parlato tanto, non erano persone che sapevano, senza offendere, argomentare, anche quando si parlava di cose un po' politiche, erano un po' fuori. Sì, erano anche molto giovani, avevano 18 anni. Sì, Vabbè. giovani, cioè un po' fuori dal contesto, sapevano poco argomentare, insomma. Ecco, mi collego a questa sua risposta, di cui comprendo perfettamente la ratio, ma chi le aveva portate era Fede? E come mai erano state portate 2 persone? Fede le ha portate? Non lo so. Non lo so. Come erano arrivate ad Arcora, scusi, queste 2 signorine? Non lo so, perché io ero fuori agli ombrelloni, mi chiamano, mi dicono che erano arrivati degli ospiti e arrivano questi ospiti, poi arriva anche il direttore Fede, in successione arriva il presidente Berlusconi e poi arrivano, quindi io ho visto che stavano proprio, il giardino, chiamiamolo così, sì, il gazebo, è sulla parte posteriore della casa. L'ingresso, ce ne sono 2 per poter accedere alla villa, c'è un ingresso principale, La seguo, la stiamo seguendo tutti. e un ingresso secondario davanti alla villa. Quindi dove sono entrate, da quale ingresso, con chi sono entrate, non lo so, io le ho viste agli ombrelloni, accompagnate da un cameriere che non ricordo chi fosse. C'era Fede lì vicino? Ha detto, appena finito di dire, che è arrivato dopo. Sono loro, io ho visto loro 2 e mi sono alzata, ero seduta, stavo parlando con Simone, mi sono alzata, li ho salutate, ho detto il presidente Berlusconi sta rientrando dallo stadio, intanto nell'attesa, se vi volete accomodare, prendiamo un aperitivo. E questo Poi è arrivato il direttore Fede, non so se solo o in compagnia, mi pare fosse solo. Ma in contesto, non abbiamo capito questo arrivo di Fede contestuale? No, e dopo, adesso dopo un po' di tempo? Dopo, ma poco, qualche minuto, adesso non so se sono arrivati insieme, se il direttore Fede ha salutato il personale, è andato al bagno, non so, io questo ho visto, non ho chiesto. Lei ricorda se qualche minuto. Lei ricorda se all'interno della saletta, dove quella col palo, dove le ragazze ballavano, qualcuno tentò di coinvolgere nelle danze, nel ballo, Ambra e Chiara? Qualcuna delle ragazze presenti? No, chi vuole ballare si alza e balla, non è che vengono, cioè non tutte sanno ballare Quindi la o cantare, qualcuna per esempio ha anche delle belle voci, quindi hanno cantato, insomma tutto ciò che poteva magari essere attinente anche alla loro attività di spettacolo, quindi magari c'era chi sapeva più ballare, chi sapeva raccontare delle storielle, chi non sapeva fare nulla e chi sapeva cantare, quindi ognuna di queste persone, prevalentemente nel mondo dello spettacolo, che sapevano fare qualcosa, sicuramente alla presenza di, credo, un signore che è stato, tra virgolette, il re delle televisioni, cioè, e comunque poi non lo è più assolutamente, però voglio dire, cercavano di manifestare, magari, non lo so, ma non so se posso dare una mia interpretazione, Presidente, vedersi magari dire che brava, che ne so, sai ballare, ti posso far fare uno spettacolo, anche credo
un discorso di mostrarsi perché davanti a delle persone, come se non so, c'era un produttore di cinema, io so recitare, ho l'occasione di farlo davanti. Lei ricorda se era presente Nicole Minetti all'interno di questa saletta quella sera? Sì, lei ricorda se si è esibita? Si è abballato lei, Sì. si è fatto lo spettacolo con della poliziotta. La Polanco me la ricordo sicuro. Se quella sera ha ballato... Non mi ricordo. Non si ricorda. Quindi lei non si ricorda nemmeno se l'ha spogliata? Nessuno si spogliava. Benissimo. Allora, Si toglievano il travestimento quando ce l'avevano. onorevole Rossi, vorrei dare lettura di una intercettazione fra lei Certo. e il dottor Fede e faccio riferimento all'utenza intercettata in uso a Fede Emilio e all'intercettazione di cui al progressivo 389 del 24 agosto 2010 alle 20:15:19 secondi. Mi scusi? Io per la verbalizzazione propongo al Tribunale la stessa identica questione che secondo me vige comunque per l'onorevole Rossi la guarentigia di quell'articolo 68 e che casomai ai sensi della legge 140/2003 dovreste chiedere l'autorizzazione alla Camera di appartenenza. Posso? Mi perdoni, Ribadisco il mio Presidente? punto di vista, il mio parere. Aspetti un momento perché dobbiamo risolvere una questione che l'Avvocato Ghedini ci ha posto una questione. Dica pubblico ministero. Tenevo a ribadire il mio parere, è inutile che lo ripeta, che ho espresso parere giuridico che ho espresso prima sulla medesima problematica. Il Tribunale si riporta all'ordinanza già emessa. Aspetti un momento perché poi se no la testimone si perde. Ridice per piacere la data della telefonata. Assolutamente, 24 agosto 2010, E parlava con Emilio Fede, sull'utenza Fede. in uso a Fede Emilio, Progressiva 389. 389. Posso? Prego. Posso Emilio. Un io? momento. Dopo, volevo capire una cosa, mi perdoni perché cioè il mio telefono è stato intercettato? No. No, onorevole Sì, ma la Rossi. conversazione è stata Onorevole intercettata, Rossi. mi perdoni. È l'utenza di Emilio Fede che è Con stata una conversazione intercettata. con me, quindi la mia conversazione è stata intercettata, non la mia utenza, la mia conversazione. Esattamente. No, non pensavo ci fosse un regolamento diverso in Italia, comunque. La sua conversazione è stata casualmente intercettata, Quindi è una sull'utenza sola. in uso a Fede Emilio. Qui dispone il Tribunale della Repubblica, mi ha autorizzato a fare la domanda, io faccio la domanda, queste sono le regole. Emilio, eccomi, ciao, donna, direttore, Emilio, donna, Emilio, m'ha chiamato lui, però molto ango. Lui? Ma quando t'ha chiamato? Emilio, adesso, donna, angosciato, donna è lei, onorevole Rossi, è scritto così. Sì. La situazione è preoccupante. No, Emilio, nel senso, scusi, si riconosce? Dice sì perché si riconosce, le è tornata in mente la conversazione? No, sì, sono una donna, era la risposta. beh, Mi ha detto se ero donna. no, vabbè. L'utenza, la facciamo così. L'utenza intercettata, così facciamo meglio, è l'utenza 335 22 01 47. L'altra utenza dell'interlocutore è la 348 59 40 518. È la sua utenza, onorevole Rossi? Ne usufruisco. Perfetto. Quindi, ne usufruisce? Lei la dà in dotazione a terzi? A suoi collaboratori? Cioè questa potrebbe essere una sua collaboratrice, per esempio, l'interlocutrice? Io direi di leggerla prima, così magari lei può riconoscersi. Allora, quella telefonata è la mia in quel caso, anche se la mia collaboratrice è in assenza di me prendere telefonate. In questo caso sono io. Numero chiamante è l'utenza dell'onorevole Rossi. Sì, ma è intercettata l'utenza di Fede? Però mi scusi, ma Cioè, come ha? capito? Posso procedere, signor Presidente? Grazie. Allora, onorevole Rossi, io non credo, io sono positiva come sempre, penso. Fede, sì, ma lui ha detto, dice Emilio, cosa ha detto? Che la politica, che era quello che io ho detto stasera nel giornale, devo dire, l'onorevole Rossi risponde maionese impazzita. Andiamo avanti.
Onorevole Rossi, ma tu stai venendo qui, Fede, è alle 9, 9 e un quarto. Onorevole Rossi, alle 9, 9 e un quarto, ma fai 9 e mezza, fai riso lieve. Fede, Onorevole Rossi, no, va, sì, vieni. Chi c'è? Niente, poche persone. Emilio, ecco no, perché ho 2 mie amiche, con uno... Onorevole Rossi, ah, che palle che sei, 2 amiche, quindi bunga, domani mattina io vi saluto, Emilio, no tesoro, posso non portarle, Chi c'è? Onorevole Rossi, ma scherzo, ma stai a scherzare? No, non c'è una delle gemelline. Emilio, oh madonna. Onorevole Rossi, Manuela e sono 3 persone, aspetta però dimmi quando sei tu e le altre 2, siete 3, ok, allora avverto la cucina, dai, tranquillo, non c'è. Roberta, se era quello che mi chiedevi. Emilio, no, Roberta lo so, è lì. Onorevole Rossi, Emilio, con. Onorevole Rossi, vabbè, allora mi devo vestire da femmina pure stasera, sbuffa, che palle. Sbuffa è, fra parentesi, evidentemente un commento del trascrittore. Emilio, ma stai bene anche come eri ieri sera? Onorevole Rossi, grazie. Emilio, poi ieri sera. Onorevole Rossi, come sei gentile. Emilio, per che cosa? Onorevole Rossi, vabbè, mi vesto, vado a vestire da femmina, allora va. Emilio, ma dai, l'altra se. Onorevole Rossi, no, mi si incazza lui e che dice che l'altra sera quando gli ho detto, dico ammazza, questo è proprio, dice Fede. Onorevole Rossi, ma che t'ha detto? Di me ha parlato? Sì, te l'ho detto. Ebbene, ma te l'ho detto anche, anzi, ma te l'ho anche detto, dice meglio Fede. Ha detto, senti qui, Onorevole Rossi, Emilio, ha detto, è bravissima, Emilio, è bravissima. Io ti ho detto, ammazza, dico, è un fulmine per bene, tutto ha fatto. Onorevole Rossi, grazie. Emilio, lui ha detto, sì, guarda, è veramente eccezionale, quindi basta, sta zitta e onorevole Rossi ride. Emilio, non frignare, no, voglio dire, se io non porto nessuno, tu dici che andiamo a letto prima? Onorevole Rossi, no, figurati, voi state giù, io poi quando vengo giù saluto e poi, cioè, non... Emilio, no, tu partecipi, no? Vieni a fermarti in compagnia. Sì, io partecipo, per carità, però ti dico una cosa, che lui domattina ha una giornata importante e io ho diritte, e se io resto a mezzanotte chiudo le danze. E poi nella pagina seguente, che è la pagina seguente appunto, Fede dice, certo, per me, guarda, se vuoi non le porto e andiamo a letto subito. E l'onorevole Rossi dice, ho detto no, direttore, pure che le porti è uguale, l'importante è che poi quando ci facciamo segno che è mezzanotte, a mezza e mezza, io che. Allora, onorevole Rossi, perché lei dice, che palle che sei, 2 amiche, quindi bunga, domani mattina io vi saluto, cioè qual è il senso di questa interazione dialettica con il direttore Fede? Mi scusi, signor Presidente, c'è una posizione formale. Lei avrà notato che è un pezzo che l'avvocato Chiedini e io non facciamo l'opposizione che è doverosa. Si tratta di ribadire anche in questo caso che tutto quello che si sta chiedendo al pubblico ministero è fuori dal capo di imputazione per quanto riguarda il tempo. Io conosco naturalmente l'atteggiamento del Tribunale, che ha già stabilito che devono rispondere tutti su qualsiasi cosa, però lo facciamo con l'avvocato Ghedini perché rimanga nel verbale. Grazie. La domanda è ammessa, PM, gliela ripete per piacere alla Certo, testimone? Subito. Quando lei dice, che palle che sei, 2 amiche, quindi bunga, domani mattina io vi saluto, cosa intende, onorevole Rossi? Allora, intanto mi scuso per il linguaggio usato, insomma, però abbiamo, grazie a voi, cambiato il nostro modo di stare al telefono. Mi perdoni, devo scrivere. Quindi mi scuso di nuovo, pensavo fosse una telefonata privata. Vorrei fare una parentesi per quanto mi riguarda a livello personale, la posso fare adesso o dopo? No, sia gentile, guardi, risponda alla domanda che le ha fatto il pubblico ministero. Però lei dopo mi permette di farle delle... alla domanda del pubblico Adesso ministero. rispondo alla domanda, poi dopo. Cosa intendevo con la frase allora bunga, 2 di mattina, io vi saluto e me ne vado.
Allora, ripeto quello che ho detto all'inizio, perché è la stessa cosa, credo di aver risposto già prima ad un'altra domanda. Il termine bunga bunga vuol dire che quando ci sono degli ospiti, magari anche degli ospiti nuovi, il Presidente, oltre a parlare di politica, cenni storici, famiglia, la sua carriera e quant'altro, fa anche, noi lo chiediamo di esibirsi in canti e lui ha piacere ad intervallare queste conversazioni con delle storielle, con delle barzellette, che in quel periodo per noi era bunga bunga. Nel momento in cui il direttore Fede mi dice allora vengo, porto delle persone, oddio, ho pensato, facciamo tardi, è il modo di dire facciamo tardi perché magari cantiamo e raccontiamo storielle, io che parlo come parlo, magari mi correggerò in futuro, ho detto questo perché stavo parlando ad una persona che era spesso a colloquio con me e quindi c'era comunque un rapporto dove quando ci sono due persone che si comunicano a voce, che poi comunicano al telefono, fanno dei racconti, conoscendosi nella telefonata sintetizzano delle cose che sono sicuramente sconosciute e in questo caso interpretabili, non so, a chi non è così in confidenza. Cioè, ascoltare una telefonata può avere 1000 significati. Il mio significato era questo. Allora facciamo tardi. Io quella sera avrei preferito fare prima. Io sempre per la verbalizzazione, proprio da questa domanda, da questa risposta, in modo che rimanga agli atti anche per le eventuali decisioni future, si sta chiedendo conto a un parlamentare del contenuto di sue telefonate e di ragionamenti sottesi a questo contenuto senza che sia stato domandato nei suoi confronti l'autorizzazione all'utilizzo ai sensi del 68. Questo secondo me inficia questa parte dell'atto. Siccome noi invece abbiamo interesse che l'atto sia compiuto regolarmente e che le risposte poi siano validamente acquisite agli atti, ribadiamo che secondo noi questo modo di procedere è totalmente irrituale. Vorremmo che venisse seguita la regola della legge 140/2003 e che poi venissero poste queste domande. Grazie, professor Ghedini. Prego PM a terminare. No, se posso vorrei fare altre domande. Senta, Parole mie. Scusi, prego, non stavo parlando di grazie. C'è una intercettazione che è la telefonata. Un'altra? No, però. O è la stessa telefonata? Io sono molto educato, però questo è troppo, No, ma perché? Ma perché? Scusi. Ma ci mancherebbe, ci vengono citate le telefonate di un parlamentare che, per carità, siamo di fronte a un tribunale, non conterà nulla, un parlamentare sarà orribile nell'immaginario collettivo, però avrà diritto di domandare un'altra telefonata. Se è un'altra telefonata non mi pare che sia una lesa maestà domandare se è un'altra telefonata ancora. Io non polemizzo. Non rispondo, non polemizzo, mi attengo alle sue Prego, indicazioni. pubblico Grazie. ministero, Vado proceda. avanti nelle domande. Lei Esatto. aspetti un momento di sentire qual è la domanda. C'è un'intercettazione del 23/8/2010 alle 14:23. No, scusi, l'ho persa. Allora, un attimo. Ah sì, no, c'è un'intercettazione del 24/8/2010 alle 21:19, la 395, sempre l'utenza intercettata è quella di Emilio Fede citata poc'anzi, l'interlocutrice è l'utilizzatrice del 348 59 40 518, che è il numero che prima l'onorevole Rossi ha riconosciuto come il suo uso. A un certo punto, nella pagina 2,
la leggiamo fin dall'inizio forse per dare contezza. Pronto, dice l'onorevole Rossi. Fede, sei, chi è? Ma sì, meglio così. Come? Sei lì solo? Sì, guarda, dice Fede, ma è un po' troppo vistosa. Non è aria, guarda, non per niente, guarda, per niente. Dice l'onorevole Rossi, e Fede risponde no, non, e l'onorevole Rossi dice è difficile pure tirarlo su, insomma, no, sì. Allora si fa riferimento a una persona che viene ritenuta da Fede, non da lei, troppo vistosa. A che cosa si riferisce? Lei lo ricorda? Fede, a cosa si riferisce? Penso a una persona troppo vistosa. Beh, questo l'aveva già è intuito? un'Endiadi, l'avevo capito, ma in Cos'è che non ha funzione capito? di quale evento, di quale situazione era troppo vistosa, se è così? Ma chi l'ha detta questa cosa? Gliel'ho detto, onorevole Rossi. Emilio Fede, se lei ricorda, visto che sì, non dal ricordo, contenuto della pensavo di averlo detto conversazione- io, perché la domanda la sta facendo a me, in questo caso andrebbe fatta al direttore Fede, non le so rispondere, l'ha detto Benissimo, lui. la sua risposta Vistosa è questa. per me potrebbe essere qualunque cosa. Lo chieda a chi ha Senta, fatto la domanda. onorevole Rossi, poi glielo chiederemo eventualmente. Lei ha detto che ha questo ruolo di assistente del Presidente Berlusconi. Lei sa se per gli ospiti delle serate vengono adottate delle cautele volte a verificare i contenuti delle borse, se qualcuno effettua delle fotografie durante queste serate, cioè se c'è un controllo sugli ospiti presenti? Assolutamente no. Assolutamente. Il Presidente Berlusconi è una persona troppo ospitale, non c'è motivo di controllare. Se ci sono telefonini, ben venga. Faccio mia una domanda che è stata fatta all'altra teste dall'avvocato Chiedini, che condivido come domanda. Lei sa se venivano date da lei o da altri indicazioni agli ospiti sull'atteggiamento da tenere, eventualmente invitando gli stessi a non scattare fotografie? No. No, perfetto. Se Quindi non c'era qualcuno, un la filtro. villa è molto bella, quindi è facile che magari si possa chiedere di fare una foto, anche perché credo per moltissimi, Sì. fortunatamente, è un onore trovarsi davanti al Presidente Berlusconi. Per me lo è. E quindi è anche un'occasione che magari non si ripete, e viviamo quotidianamente, sempre, ogni volta incontriamo persone anche per strada, di uomini, di donne, di bambini che chiedono la cortesia di poter fare fotografie insieme accanto al Presidente Berlusconi. Quindi non so se ho risposto alla sua domanda. Ha risposto benissimo, quindi nel corso delle serate comunque non venivano date indicazioni per non effettuare delle fotografie, ho capito bene? Assolutamente. Perfetto. Assolutamente. Senta, Non lei- ce n'era motivo. Benissimo. Lei sa se l'onorevole Berlusconi faceva dei regali agli ospiti, alle ospiti segnatamente? Il Presidente Berlusconi usa fare regali agli ospiti che lo accompagnano, che sono seduti alla sua tavola, o comunque anche se hanno degli appuntamenti. È una sua consuetudine. Quindi sì, Sì. fa dei regali. Di che natura? Beh, in maniera molto frequente lui usa regalare alle donne, cioè alle persone di sesso femminile, dei foulard molto belli, quadrati, insomma dei coprispalle, dei foulard. Sì. Per quanto riguarda gli ospiti maschili, delle cravatte che sono, diciamo, anche personalizzate con il nome per Silvio Berlusconi. Bene. Lei ha mai visto regalare alle ospiti femminili dei gioielli? Gioielli, più che gioielli, forse userei più il termine bigiotteria. Bigiotteria, ha risposto. Lei sa se talune delle ospiti di queste serate si fermassero per la notte ad Arcore? Capitava che qualcuna di loro si fermasse a dormire ad Arcore? Sì, capita che sia nella villa di Arcore che comunque anche nella villa Certosa ci sono degli ospiti che a volte o per distanza o perché magari, non lo so, comunque sì, la risposta è
capita Può capitare. che vengono ospitati all'interno della villa, insomma in una delle ale della villa. E le risulta che talune delle ospiti ricevessero delle buste contenenti denaro da parte del presidente Berlusconi? No, assolutamente no. No. Senta, lei ha visto quella sera l'onorevole Berlusconi parlare con Ambra e Chiara? Allora, La sera del 22 agosto 2010, li ha visti conversare Berlusconi e le due ragazze? da soli no, cioè il presidente Berlusconi, ripeto come prima, quando si è a cena, a tavola col presidente Berlusconi, qualunque sia il numero degli ospiti, il presidente Berlusconi ha sempre una attenzione anche nel raccontare una storia. Questo lo abbiamo capito assolutamente, non la voglio interrompere, però scusi, non faccia commenti. La prego. No, perché Ma scusi, se lei ripete sempre le stesse cose, io per cortesia la interrompo e la porto sul tema di prova, abbia pazienza. Vabbè. Allora, io la prego. sempre le stesse Beh, domande. insomma, avvocato Ghedini, insomma. Allora, io le domando, lei ricorda, se lei ascolta vedrà che apprezza meglio il tono delle domande, lei ricorda se l'onorevole Berlusconi chiese l'età alle due ragazze quella sera, presentandosi, parlando con loro? No, non la chiese lui, credo che nell'età a cena parlavamo di persone più giovani, meno giovani, probabilmente è uscito, l'argomento comunque età potrebbe essere uscito, insomma, dimostri di più, dimostri di meno, così, ma era una conversazione, a tavola sì, potrebbe essere. Benissimo. Dell'età parliamo, se anche perché lui, Perché lui dica. no, dice, sto andando avanti con l'età. Senta, lei ha avuto più modo di vedere o di sentire Ambra Battilana o Chiara Danese dopo la sera in cui parteciparono ad Arcora? Modo di sentire no, modo di vedere nemmeno, perché credo che sia stata quella l'unica sera in cui fossero presenti queste due persone. No, è arrivata una lettera, però ho sentito telefonicamente no. Ecco, io non voglio poi sovrappormi a eventuali domande che le faranno le difese, per carità, però visto che l'ha introdotto questo tema della lettera, se lei lo vuole specificare, da chi le è arrivata sta lettera? No, parlavo di un'altra, lei mi ha chiesto qual era la domanda, se ho sentito o visto nessuna dei due casi, non le ho più viste, non le ho più sentite. O viste o sentite No. o se ha avuto contatti, anche No. di natura epistolare eventualmente? Epistolari è arrivata una lettera, ma non portata a mano Sì, dalla... per posta. Per posta. Tramite posta, Tramite sì, posta. credo tramite posta sia arrivata, perché noi giornalmente ci vengono consegnate, più che altro io stando comunque nella residenza di Roma, Palazzo Grazioli, e prima Chigi, ci vengono consegnati dei pacchi con delle lettere, dei progetti, delle lettere, insomma tutte persone che scrivono al presidente Berlusconi. Per motivi più svariati, se vuole gliene posso... No, per carità. Per l'amor di Dio. No? Volevo sapere, la domanda era su Battilana Ambra. Fra queste lettere ce n'era una Sì, di Ambra Battilana? Tra queste lettere ce n'era una come mittente Battilana Ambra. Sì, anche perché conteneva una foto e uno scritto. E lei ricorda il tenore dello scritto? Cosa c'era scritto in questa lettera? L'immagine della foto di chi era? Sì, perché era ne ho commentata anche con il Presidente questa cosa, perché il contenuto era un saluto egregio, adesso le posso dire il senso a modo mio? Che è passato un po' di tempo, scusi Presidente, cioè il senso, che io le parole esatte poi magari la andremo a prendere se c'è da qualche... Ok, il senso è questo, una lettera carina, scritta in maniera molto semplice come linguaggio. Caro Presidente, non so se caro, Presidente, non sono più riuscita a vederti, cioè il senso era... Mi è dispiaciuto non poterti più vedere, non so come comunque magari prendere contatti, mi piacerebbe intanto ringraziarti della serata,
penso quella del 22 agosto, credo sia stata l'unica, insomma siamo stati molto bene, la casa era molto bella, lei è una persona meravigliosa, è stato un piacere conoscerla, le cose così eccetera, e mi piacerebbe rincontrarla, avere l'opportunità comunque di rivederla. Avrei anche da chiederle, in questo momento era un discorso di non sto lavorando, cioè un po' come la maggior parte delle lettere che arrivano, una richiesta anche sì, di piacere nel vedere il Presidente, ma anche probabilmente una speranza di un lavoro, non so. Questo. E poi c'era una foto di lei con un costume, insomma, credo fosse estate, insomma. Non so se c'era del mare dietro, insomma, è molto... Riceviamo quintalate di lettere. Immagino. Dove era indirizzata? Dove pervenne questa lettera? A Roma. A Roma dove? A noi, allora io non so se... Cioè, sulla busta, io l'ho vista a Palazzo Grazioli, no, questo non lo so perché prima c'hanno vari passaggi, sì. Comunque, non so se era arrivata alla sede di Palazzo Chigi, poi da lì comunque vengono smistate, c'era uno staff che le smistava e le consegnava, anche perché poi per quello che è possibile cerchiamo comunque di rispondere, oppure spesso ci sono anche degli imprenditori, insomma delle cose, si vede se magari qualcosa ritiene necessario un appuntamento, cioè arriva di tutto, insomma, cioè, era la sede di Palazzo Grazioli, dove lei l'ha vista, quindi in qualche modo da dove sia arrivata, non so se è arrivata direttamente dalla posta che prendono per Grazioli, non me lo ricordo, inutile che vado avanti. Lei ricorda se questa lettera le fu inviata al Presidente per posta ordinaria, per raccomandata, per assicurata, non se lo ricorda? No, perché io ho visto proprio, vengono comunque tolte, comunque consideri che le stavamo vedendo e quindi anche il Presidente commentavo, mi dice ma mi sa che poi vedendo comunque la foto, adesso bene non mi ricordo, c'era persona che poverina, insomma, venne quella sera, però anche a livello noi cerchiamo sempre di capire laddove possiamo aiutare queste persone, perché il Presidente ci tiene soprattutto quando arrivano tramite lettera dei casi tristi, poter aiutare, cioè siamo proprio organizzati per capire come possiamo comunque aiutare queste persone, le più bisognose. Questo è un input che ci dà comunque il Presidente. Nel caso di questa ragazza carina, insomma un po' così statuaria, però sinceramente, e ripeto senza offendere, un po' inconsistente, non sapeva argomentare, cioè anche, infatti quella sera stessa pure il Presidente non ebbe modo di scambiare, rispondo alla domanda sua precedente, argomenti con queste persone, insomma, forse sono rimaste anche un po' più isolate. Sai, quando non sai argomentare è anche difficile poter fare e tenere una conversazione. Quindi l'onorevole Berlusconi quella sera non valorizzò particolarmente la presenza di queste due ragazze, cioè no, lui è sempre molto l'ha già detto questo, gentilissimo, parla con tutti, però diciamo non rimase particolarmente colpito da queste due ragazze, corretto? Sì. Sì. Senta, lei ha copia di questa lettera? Lei, l'ufficio che assiste l'onorevole Berlusconi, cioè è rintracciabile questa lettera? Sì, vengono messe sì, volendo, penso di sì, si potrebbe andare, stiamo parlando di 2 anni fa. 2 anni fa, sì, consideri che ogni giorno arrivano pacchi immensi, però potremmo pure... È importante questa lettera? Ah, scusa. Ah, non posso fare domande. Va bene. Senta, onorevole Rossi, vado alle conclusioni. Poi sul punto rileva un'intercettazione tra Mora e Fede la 2845 del 23/8/2010, dove parlano delle due ragazze, ma... Mi scusi, ma questa telefonata riguarda anche me? Lei, no, fanno il nome mio? No, assolutamente. Senta, le faccio l'ultima domanda. Lo diceva a beneficio del Tribunale, esatto, e dei difensori. Esatto.
Non era solo un'aggiunta che faceva a chiusura delle sue domande? Che non c'entra. L'ultima domanda e basta. È la prima volta che mi trovo in una sede, perdonatemi, Assolutamente. come Non si questa, preoccupi. e quindi sono... Senta, onorevole Rossi, lei ha sentito No. parlare però di Elmar Rug Karima? Ho sentito Ha parlare... sentito parlare di Ruby, no? Rubi, sì, sì, tanto, ne hanno Le parlato risulta, per averlo appreso dal Presidente, da terze persone, quale età Ruby, se Ruby avesse detto la sua età partecipando alle serate di Arcore, se vi ha partecipato, lei ha saputo questo dato? Allora, è una mia interpretazione che le devo dare. Ecco, Io no. non ho Ecco, prego. Scusate, interrompiamo perché forse ci siamo sbagliati, ma avevamo compreso che non l'avesse mai vista. stavo Infatti dicendo ho chiesto questo. se conosceva i commenti sull'eventuale partecipazione, però è una domanda di garanzia, posso anche. Io posso... Se dopo le notizie di stampa Sì. ha avuto modo di commentare qualcuno e se sì, Io ho con avuto chi? modo... Sì, E che cosa vi siete detti? Sì, allora, dopo ovviamente, insomma, grazie a questi nostri giornalisti riusciamo ad avere tante notizie, ho letto, visto anche di questa Ruby. Io credo di aver letto anche il periodo in cui io probabilmente ancora non iniziavo la mia collaborazione con il Presidente e quindi non l'ho vista. Penso sia stata, anzi è stata sicuramente a una o più cene a casa del Presidente, perché nelle conversazioni, al di là di quello che attendibilmente scrive la stampa, parlando con il Presidente Solo un Berlusconi... attimo, per piacere, i cellulari interferiscono con la registrazione che fischia, è molto fastidioso ed è un problema. E si è più volte in diverse occasioni commentato anche a delle colazioni, perché c'erano anche pranzi oltre che cene, e anche con i nostri colleghi interlocutori alla presenza del Presidente Berlusconi. Lui era abbastanza basito, quindi, perché ha detto che aveva 22 o 23 anni, li dimostrava, quando si è scoperto invece che la ragazza, la signorina, fosse più piccola. Il Presidente era anche incredulo, ma ha sempre detto che comunque aveva 22 o 23 anni. Cioè, quello che so io è che la ragazza ha detto, anche in presenza del Presidente Berlusconi, di avere un'età maggiore di quella che poi effettivamente è stata riscontrata. Era questo che le avevo chiesto, Sì. non ho altre domande, mi riservo di concludere l'esame in esito ai controesami. Io devo dire una cosa, scusate. Sì, buonasera, una sola domanda. Volevo dire una... Aspetti un momento, perché adesso i due difensori devono porle delle domande. Stia a sentire un momento le domande. Per l'esame e il controesame, avvocato Longo, un test comune. Per l'esame, signor Presidente, per quanto riguarda l'esame diretto, le ribadisco quanto è stato già detto più volte, che noi intendiamo chiamare i nostri testi secondo l'ordine previsto dalla legge e non dell'ordine che è stato scelto poi indirettamente ma significativamente dalla Procura della Repubblica. Grazie. Sì, no, certamente. Onorevole Rossi, scusi, lei ha visto questa lettera che si assume essere proveniente dalla signorina Battilana con la foto dentro? Lei personalmente? Sì. Si ricorda soltanto un particolare, se era manoscritta oppure se era dattiloscritta? No, credo, adesso mi Se se lo confonderei, ricorda. però mi sembra fosse scritta. Manoscritta. Sì, io ho finito, grazie. Adesso io non... Per quanto ricorda? Vi percorrerò le domande del signor Procuratore chiedendole alcune delucidazioni. Il signor Procuratore le ha domandato della sua attività politica. Lei adesso svolge l'attività anche di parlamentare. Quando ha iniziato la sua attività politica? In questa legislatura o antecedentemente? Questa è la mia prima legislatura da deputato. Attività politica la svolgo dal 1994. In che formazione politica? Forza Italia. Forza Italia.
E che ruoli ha svolto nell'ambito? Ha partecipato a delle competizioni elettorali, ha avuto elezioni in qualche ruolo antecedentemente? Dal 94 Sì, ad oggi? dal 94. Prima di diventare parlamentare. Sì, no, dico, sono passati un po' di anni, posso ripercorrere? No, in sintesi, perché è semplicemente per comprendere, guardi il Tribunale, è semplicemente per comprendere la sua storia politica. Sì, allora nel 1994 ho aderito alla... Scusi, vi interrompiamo perché forse nel 94 si risale un po' troppo indietro negli anni. Allora sintetizzo le tappe più importanti. No, chiedo scusa onorevole, no, ma io ho un interesse per la verbalizzazione, perché il suo procuratore ha fatto una domanda ammessa sull'attuale ruolo come parlamentare che risale al 2008. Una domanda ammessa sul ruolo con il Presidente Berlusconi e noi abbiamo interesse a questo punto, in controesame, a far comprendere quali sono le ragioni per le quali è in questo ruolo e qual è il rapporto eventualmente fiduciario o meno, e quindi in grande sintesi sapere qual è il suo ruolo politico, che ci dicesse dal 94, quindi basta 5 parole. Sì, ma in sintesi va benissimo. Sì, no, certo, è troppo lunga, troppi anni sono passati. Parto dal 94 perché in quell'anno mi sono iscritta per la prima volta al partito di Forza Italia, quindi era una tesserata, quindi parte da lì, dalla discesa in campo del Presidente Berlusconi, la formazione, questo movimento, allora era un movimento. Dopodiché, negli anni abbiamo organizzato e quindi costituito dei club, allora era il club di Forza Italia, e ne abbiamo costituito una decina a categorie. Io ero presidente di un club, mio marito era presidente di un altro club, comunque a categorie, quello degli imprenditori, abbiamo collaborato in maniera attiva nell'organizzazione di eventi pubblici, quindi con la Forza Italia Romana, quindi nel Lazio, e insieme all'onorevole Antonio Tajani, erano loro i nostri riferimenti, e l'onorevole Antoniozzi. Successivamente, quando l'onorevole Giro è diventato coordinatore, ho iniziato a collaborare con lui. Successivamente mi hanno chiesto di candidarmi, sia dell'onorevole Antoniozzi, Tajani e Giro, come consigliere, e c'erano le amministrative a Roma e nei municipi. Quindi io mi sono candidata con Forza Italia nel 2006 e sono risultata la prima eletta delle liste, quindi sono diventata consigliera, quindi non più come organizzazione, anche continuandolo a fare, ma avevo un ruolo comunque istituzionale. Quando conosce Silvio Berlusconi? Nel suo anno, sì. Sì, prego, scusa. Contemporaneamente dopo c'è stata l'elezione dei coordinatori e mentre io ero consigliera, mio marito è diventato coordinatore sempre nel 10° municipio di Forza Italia. Nel 2006 io sono stata eletta consigliera. Nel 2007, l'anno successivo, conosciuto dal 94, cioè che ci ho parlato per... No, quando poi inizia i suoi rapporti personali, cioè quando lo conosce effettivamente. Che ci ho parlato, diciamo, per la prima volta in una riunione era dopo il Natale di Roma, quindi parliamo di un anno dopo la mia candidatura, era aprile-maggio, dopo il Natale di Roma, in un convegno, c'eravamo noi consiglieri e poi l'onorevole Giro a noi romani ci fece incontrare finalmente il Presidente Berlusconi, e quindi a modo chiese a noi tutti di quale municipio, insomma, di conoscerlo. Va bene. Successivamente ci sono state le primarie e a me Giro... Sì, forse l'ha detto ma ci è sfuggito. In che anno ha iniziato un rapporto più personale con l'onorevole Berlusconi? Nel 2007 ci ho parlato, ho avuto modo di parlare con un giro ristretto di consiglieri con lui. Ho riparlato con lui successivamente, era sempre il 2007 che facevamo le primarie a Roma, io ero responsabile dei gazebbi, quindi loro girando, lui si fermò in uno di questi gazebbi di Forza Italia ed ero io la responsabile, e ci fece tantissimi complimenti, disse un attivismo, era molto attivo quel municipio, me ne occupavo io.
Nel 2008 il nostro sindaco a Roma era l'onorevole Veltroni, si dimise per concorrere alle politiche nazionali in concorrenza con la contrapposizione con il presidente Berlusconi, si dimise da sindaco di Roma e quindi tutti noi consiglieri siamo decaduti con lui. E nella manifestazione che ci fu poi a Don Bosco organizzata da me, dove l'onorevole Giro portò il presidente Berlusconi, mi disse l'onorevole Giro: visto che comunque sei adesso comunque anche giusto che tu, se ci saranno delle elezioni, io intendo come coordinatore regionale metterti in lista. Effettivamente a gennaio del 2008 cadde il governo Prodi e nella lista portata dall'onorevole Giro come coordinatore c'era anche il nome mio, anche se in una posizione abbastanza bassa, però siccome abbiamo avuto una maggioranza quasi inaspettata, io sono risultata in questa legislatura la prima dei non eletti in Lazio 1. Siccome però ogni capolista, il presidente Berlusconi e l'onorevole Gianfranco Fini erano in ogni regione primo e secondo, quando hanno scelto il presidente Berlusconi di andare in Molise e l'onorevole Fini di andare perché si può scegliere un collegio, hanno liberato tutti gli altri collegi, quindi sia io che oggi onorevole San Marco siamo subentrati. Quindi primi dei non eletti, secondo dei non eletti, e andando via l'onorevole Berlusconi e l'onorevole Fini perché dovevano scegliere un unico collegio, siamo entrati. Senta, e la sua attività invece come assistente dell'onorevole Berlusconi quando inizia? Allora, nel 2008 io ero collaboratrice dell'onorevole Giro, che era il nostro coordinatore, quindi per lui organizzavo manifestazioni ed eventi con la presenza del presidente Berlusconi, quindi anche scene elettorali, organizzazioni pullman, un po' su tutto il territorio nazionale, quindi il 2 dicembre, quindi parliamo già del 2008. E quando poi l'onorevole Giro è entrato comunque a far parte del Ministero e ha detto al presidente Berlusconi che per qualsiasi cosa di organizzazione eccetera sicuramente poteva contare su di me, quindi in quel periodo insieme anche all'onorevole Alfano ho iniziato a collaborare in maniera più stretta parliamo però del 2010, quando e siamo arrivati al 2010, prima dell'estate, mi chiese il Presidente di organizzare delle scene con i deputati, iniziando dalle deputate, perché voleva comunque avere in maniera più ridotta la possibilità di parlare con ognuno di loro, perché di solito facevamo i pranzi o le colazioni o le cene di gruppo, ma erano tipo 270, e io ho organizzato per il Presidente, e quindi mi sono interfacciata in quel periodo con la segreteria più frequentemente, con l'organizzazione di queste due scene, che ho organizzato totalmente io, dagli inviti, dal menù, da tutto, con le deputate. Siccome allora del Popolo della Libertà eravamo 56, decisi di dividerle in due scene diverse. Quindi una era a fine luglio e un'altra la facemmo all'inizio di agosto, ma qui a Roma in una residenza che il presidente Berlusconi aveva preso in affitto, che si chiama il Castello di Tor Crescenzi. Questo era il momento in cui c'era una fibrillazione politica, sì, all'interno del PDL. Il presidente mi chiese, voleva parlare perché c'è stato in quel periodo ci sono stati problemi con l'onorevole Gianfranco Fini, con alcuni di suoi, fino poi a portarci alla scissione e alla separazione finale. Quindi lui era un momento anche per capire umori e cose, quindi avremmo poi... E il suo ruolo invece di assistente vera e propria nasce quindi subito dopo? In questo periodo? Subito dopo, sì, siccome poi furono delle scene molto belle, il Presidente, rimasero contenti anche le deputate, anche che dovevamo organizzarla anche per i deputati. In quel periodo però, parliamo dei primi di agosto, c'era una grande confusione politica, come adesso, e il Presidente Berlusconi mi disse se potevo, comunque avevo del tempo per capire effettivamente se io potevo essere la persona che poteva essergli utile in qualche modo
e quindi in quel periodo che inizia ad agosto, per questo motivo io mi trovavo nella residenza estiva, soprattutto perché sia Valentino, l'onorevole Valentino e l'onorevole Giacomoni comunque avevano già prenotato le ferie, ma contemporaneamente in quel periodo c'è stato anche un matrimonio, insomma, di il nostro capo segreteria, la signora Marinella, che si prese comunque per tutto il periodo di agosto le ferie. Quindi il Presidente in quel momento disse: non c'è migliore occasione per capire, per vedere. Io ero anche abbastanza attesa, ecco perché cercavo di fare tutto, dai discorsi alle agenzie, di preparare. Volevo dimostrare, nel mio caso al Presidente, che Scusi, era una persona. Lei si è trasferita, nel senso, lei dove vive intanto? Dove viveva all'epoca? Con la famiglia? Cioè, A Roma. sposata, figli? Io sono sposata, mio marito Antonio Pet, da 1° aprile compio 18 anni di matrimonio, ho un figlio che si chiama Lorenzo di 14 anni. C'è un figlio. 14 anni. Nell'ambito di questa sua organizzazione, lei nel mese di agosto una parte ha vissuto ad Arcore? Sì. Come Per lei... il periodo che c'è stato, perché poi siamo andati via dai figli per le... Scusi. Sì. Allora, per un periodo si è stato ad Arcore, poi in un altro periodo perché del periodo di Ferragosto, a trovare i nipotini, a festeggiare con loro, con la terza figlia, la signora Barbara. Poi siamo rientrati e siamo andati all'ESA, perché era un periodo politico particolare, quindi c'erano dei rapporti con la Lega, ci fu un vertice con il Presidente Berlusconi, rappresentanti del PDL, rappresentanti della Lega, in un'altra villa, in un'altra residenza del Presidente Berlusconi, vicino l'ESA, sul lago. Certo. E poi dopo si è rientrati, ancora qualche altro giorno. Scusi, lei dormiva in queste ville, quindi quando si spostava col Presidente Berlusconi, quando lei era ad Arcore, dormiva ad Arcore? Sì, mi ero trasferita. Benissimo. Senta, ma prima il pubblico ministero le ha detto, quando si svolgevano queste riunioni nell'abitazione privata di Arcore, ma in Arcore si svolge soltanto la vita privata dell'onorevole Berlusconi, o ci sono anche incontri di lavoro, incontri politici, o è solo un'abitazione deputata a cene e quant'altro? Assolutamente, in ogni residenza del Presidente Berlusconi si vive prima la vita lavorativa, di vita privata gliene rimaneva molto poco. Va bene, quindi si svolgeva anche attività di lavoro, attività d'ufficio in Arcore? Certo, in ogni residenza comunque c'è sempre un posto per la segreteria, per la centrale, abbiamo fax, abbiamo ricezione per le agenzie, cioè ovunque va comunque si ricrea lo spazio di lavoro. Certo. Senta, venendo alla serata del 22 di agosto, lei ha detto che è andata alla partita, è stata poco bene e poi è arrivata a questa cena. E lei ricorda dopo quanto è arrivato quella sera Silvio Berlusconi rispetto all'arrivo di Ambra e di Fede, Ambra e Chiara, a cui lei fa offrire un aperitivo? Se lo ricorda, sa circa, è arrivato dopo mezz'ora, un'ora? Sì, una ventina di minuti. Una ventina di minuti. Mezz'ora probabilmente. Ecco, ma dopo. Senta, che lei sappia, per la sua esperienza di lavoro in Arcore, il controllo degli ospiti quando arrivavano viene eseguito dalla vigilanza interna o dai carabinieri posti all'esterno? No, dalla centrale, la vigilanza. Dalla vigilanza. Quella del Presidente. Quindi dalla vigilanza interna? Sì, interna sì. alla villa. Quella della villa, certo. Quindi gli ospiti non vengono fermati dai carabinieri fuori? No. Senta, ci sono dei carabinieri un po' più distanti. Che hanno quale funzione, per quanto lei ne sappia? Sinceramente non me lo sono mai posto, pensando fosse comunque una maggior... No, non lo so, ci sono dei carabinieri. Va bene, non è c'è una funzione di carabinieri all'esterno. Non ho mai avuto contatti con i carabinieri esterni. Mai avuto. E che lei sappia, la centrale, quando arriva un ospite,
li fa entrare in villa o li lascia ad attendere fuori dalla casa? No, all'interno della tenuta. Sì, cioè quindi quando arriva un ospite e si presenta dicendo devo andare alla cena con il presidente Berlusconi, con l'onorevole Berlusconi, con Emilio Fede o con chi altri, viene lasciato all'esterno della villa o viene fatto accedere? No, dopo c'è un cameriere, una persona di servizio che le prende e le accompagna. E li accompagna, quindi vengono fatti entrare. Ah sì, sì, certo. Certo, benissimo. Senta, questa Ambra, lei ci ha detto al pubblico ministero che è arrivata con indosso una fascia. Ricorda anche come era vestita, oltre alla fascia? Se lo ricorda, cioè se era vestita normalmente, se aveva un vestitino da sera, se era... Sì, un vestitino, un tubino, insomma, un vestitino. Un vestito da sera, un tubino. Vabbè. Da sera, sì. Sì. Non con i pantaloni. Non con i pantaloni. Senta, ma sempre rimanendo sul problema della casa, c'è stata descritta con un cortile interno con delle ghiaie e poi con un accesso che porterebbe al giardino. Ma prima di entrare nella casa c'è qualche cosa? Ci sono delle porte, ci sono dei vetri, come è strutturato l'ingresso principale? Allora, parlando dell'ingresso principale, perché poi ce n'è un altro. Sì, no, me lo spiega il Tribunale perché l'ingresso principale, quello l'ingresso principale della villa. Allora, è una sorta di rettangolo, nel senso che qui, infatti più o meno i carabinieri stanno qui, c'è un cancello, c'è un vialetto ma è esterno, poi c'è un cancello molto grande, quando si entra in questo cancello c'è un cortile abbastanza così, rettangolare, dove poi sostano le macchine, dove c'è della brecciolina, è esterno proprio, un cortile. C'è un cortile? Poi, aperto. Di fronte cosa sì, c'è? Qui c'è. Cioè qui c'è muro o c'è vetrata a sinistra? Qui c'è il muro. Sì, a sinistra le mura, dell'entrata. sono delle finestre. Sì, ma siccome dobbiamo verbalizzare, a sinistra dell'ingresso c'è un muro. Sì. E a destra cosa c'è? Qui a destra sì. E c'è l'altro muro. Un altro muro. Poi c'è un per andare, è collegato per andare al secondario. C'è un sottopasso, c'è un arco. Sottopasso, sì. Un arco, sì. Di fronte al cancello che cosa c'è? Qui di fronte al cancello c'è sempre la casa in muratura, però a differenza di questi altri lati, qui ci sono... perché sono due i cortili, cioè io le ho descritto il cortile esterno, cioè dove non c'è tetto sopra, perché la casa è tutta intorno. C'è una corte. Sì. Mentre qui è sempre un cortile, non è mattonato, no? Come tipo un San Pietrini, proprio non so, grigi, insomma, si chiama San Pietrini. E quindi è ancora questo rettangolo di cortile, però ci sono delle vetrate, delle porte con vetri. Le porte con vetri. Per accedere poi nell'abitazione vera e propria, c'è un'altra vetrata? Dopo questa sì, c'è quest'altro cortile chiuso, poi di qua c'è, se si va verso sinistra, ci sono degli uffici, qui c'è la chiesetta, ci sono... E verso destra si accede dentro la casa? No, verso destra è chiuso, c'è il muro e c'è un portone. Di vetro. Ferro e vetro. Ferro e vetro. Dall'esterno, da quando si è in cortile, si riesce a vedere quella parte interna che lei ci ha appena descritto, dove poi per la parte di interna ci sono poi le scale che vanno giù alla saletta? Questa parte interna. Dica destra, la parte di destra. La parte destra del secondo cortile chiuso, nella parte destra c'è questa ulteriore porta. Aprendo questa ulteriore porta c'è un altro spazio, non è che entri e c'è una scala, no, c'è uno spazio
un quadrato, un ingresso, quello è l'ingresso. Quello è l'ingresso. È possibile vedere quell'ingresso dal cortile? Dentro l'ingresso e il cortile? Dal cortile? No, benissimo. No, c'è perfetto. un cortile, un secondo cortile. Non è possibile vederlo da lì, benissimo, grazie. Sarà essere Wonder Woman. Senta, ecco, poi il signor procuratore le ha chiesto anche se durante la cena ci siano stati degli spogliarelli totali o parziali o dei toccamenti su Emilio Fede e su l'onorevole Berlusconi. Ma da parte dell'onorevole Berlusconi e da parte di Emilio Fede ci sono stati da parte loro dei momenti in cui hanno toccato su parti intime le ragazze che passavano durante la cena? Cioè il presidente Berlusconi e il direttore Fede che toccavano nelle parti intime gli ospiti? Sì. No, le ospiti. Quando le ospiti sono arrivate, il presidente Berlusconi, l'onorevole Berlusconi, lei era presente quando sono arrivate le ragazze? Sì. Sì. Come le ha ricevute? Le ha ricevute in che modo? Abbracciandole, baciandole, stringendo loro la mano? Qual è stato il suo atteggiamento? Ma le ragazze, stiamo parlando... Le ragazze, quelle che sono venute a cena. Sempre le ragazze che sono venute a cena. Quelle della tutte cena, le ragazze che quelle ragazze che le ha già nominato, che non lo faccio perché è tardi, fa molto caldo. Il presidente Berlusconi le saluta con la mano. Nel caso di queste ragazze solo con la mano, perché l'ha viste lì per la prima volta. Altre ragazze che comunque conosceva, ad alcune gli ha dato il bacetto, bacetto con la mano. Un bacio, scusa. Sì, un bacio, sì, ma abbiamo bisogno sempre per la verbalizzazione. Un bacio sulle guance. Guancia destra e guancia a sinistra. Sta indicando la testa. Sì, grazie. Ad alcune di queste lei ha potuto vedere che le abbia baciate sulle labbra con l'utilizzo della lingua? No, avvocato, non davanti a me. Non davanti a lei? No. Benissimo. Va bene. Senta, scusi, ma... Lei ci ha detto che ogni tanto dormiva in quel di Arcore e che anche a domanda del pubblico ministero altre ragazze si sono fermate a dormire ad Arcore. Ecco, l'abitazione ha molte stanze da letto per gli ospiti? Sia per gli ospiti che per il personale. Quindi ci sono molte stanze? Ce n'è abbastanza. Molte. Senta, è grande. Certo. Quando arrivano le lettere a Roma o ad Arcore, chi le riceve? Cioè lo staff di segreteria. Lei ha detto che si ricorda questa lettera arrivata a Roma. Ricorda anche chi c'era in quel periodo nello staff di segreteria che ha visto questa lettera e che eventualmente l'ha commentata con lei? Sì, di Roma Elisabetta, Federica, non so... Sì, no, quale di queste eventualmente hanno commentato con lei l'arrivo di questa lettera? Se c'è stato un commento con Elisabetta, con Federica, poi vedremo. Sì, di solito un po' tutte. No, non di solito, vogliamo sapere espressamente di questa lettera. Siccome lei ha detto di ricordarsela, di averne anche commentato, se ha commentato anche con qualcuna di queste, se ricorda. Non mi ricordo. Sì, sicuramente ne abbiamo commentate, ma non ricorda con chi? penso che sempre siamo noi. Cioè. No, vabbè, ma no, non deve pensare, cioè deve quello che ricorda. Se non lo ricorda, non c'è problema. Senta, ma lei per caso invece ricorda se quella sera una delle due ragazze, Ambra e Chiara, sia stata poco bene? No. No. A casa del Presidente? Sì, a casa del Presidente. No. Ricorda se una di queste ha chiesto una camomilla, qualche cosa, dicendo che si sentiva male? Guardi, alla fine della serata... Dopo... No, alla fine della cena. Alla fine della cena, mi perdono, sì, intendevo quello. C'è sempre un giro dopo il dolce o il gelato di caffè, c'è chi prende, io nel mio caso per esempio prendo l'orzo,
Se qualcuno ha chiesto la camomilla, Non lo sa, va bene. non ho guardato. Ma comunque lei non dentro. ricorda che ci sia qualcuno, che qualcuno si sente poco bene quella serata sostanzialmente? Io? No, a lei sì. Lei ci l'aveva già detto che la sta poco bene alla partita, quindi questo ovviamente lo ricorda perché ricade su No, lei. di altre ospiti? Di altre ospiti? No, beh, mi avrebbero chiamato. In quel caso avremmo chiamata, esattamente. Senta, il signor procuratore le ha domandato anche se lei conosceva Imane Fadil. Sì. Sì. Lei l'ha conosciuta e in che occasione? È sempre a casa del Presidente. Ecco, ma ricorda qualche particolare specifico di questa Imane Fadil? In quella serata è successo qualche cosa? Perché adesso abbiamo parlato della serata di Ambra Battilana, però il signor procuratore ha introdotto anche questo argomento. Sì. Ecco, che cosa è successo quella sera? Ci sono stati anche in quel caso spogliarelli parziali, integrali, toccamenti da parte del Presidente? Ci sono stati accadimenti di natura sessuale che lei possa ricordare durante la cena e nel dopocena? Allora io, mi perdoni Presidente se posso, non voglio anticipare, però a questo punto adesso stiamo parlando ogni volta di una scena diversa. Io poi mi fa le domande ovviamente. In tutte le cene e tutti i pranzi, perché il Presidente cena ma pranza anche, fa anche la colazione la mattina, ovunque ci siano stati degli ospiti di sesso maschile o di sesso femminile, nella cena, nel dopocena, mai, in nessuna occasione, in mia presenza, e credo di escludere anche in mia assenza, perché se no mi sembrerebbe assurdo, non c'è stata una volta che il Presidente Berlusconi, stiamo parlando del Presidente Silvio Berlusconi, cioè, credo di conoscerlo abbastanza, ma credo chiunque. Assurdo pensare che il Presidente Berlusconi si possa alzare e mettere la mano o il piede o qualunque cosa in una parte intima in una persona. Posso capire una mano sulla testa, in senso di affetto, una mano qua, anche a me, mi ho messo una mano qua, ma escludo ancora di più che il Presidente Berlusconi in una serata, in una cena, in un contesto in cui si può anche ballare, a un certo punto prende, si alza, si tira giù la cosa e tira fuori la sua parte intima. No, lo escludo categoricamente. Diciamo... E devo anche dire un'altra cosa, cioè, se Prego. no stiamo parlando di altre persone, di omonimia. Mi perdoni, ma nemmeno il direttore Fede sta lì balsamato, non voglio offendere, seduto, cioè elegante, cioè una persona sempre gentile, sempre a posto, sempre educata, in casa del Presidente Berlusconi, con la cravatta, con la camicia, col pantalone, la cinta, cioè che si sia il direttore Fede o tutte e due all'improvviso alzati davanti a me, davanti al personale, davanti alle ospiti stesse, davanti ai camerieri, davanti a quelli che portano, se questi si prendono, si alzano e si spogliano. Scusi, o toccano. allora, No, mi perdoni, perché certo, no, ma quindi siamo in un tribunale, sì, no. io non ho capito ancora dove sta il reato. No, ma questo, scusi, se no ho questo è sbagliato un problema, tribunale, però, è un altro scusate, problema. Scusi, perdoni, onorevole, Presidente. per sintetizzare, in nessuna delle serate allora lei ha potuto notare dei comportamenti che avessero connotazioni di tipo sessuale? Oh Gesù mio. Sì, no, la risposta... risponda no, va bene, o sì, la seconda, no, benissimo. La serata in cui c'era Imane Fadil, vi è stato qualche accadimento particolare con la stessa Fadil? Lei ha avuto un colloquio, ha avuto dei... Sì. Sì. La signorina, sì, eravamo seduti. Ecco, la ricorda fisicamente? Ha fatto qualche cosa? La Fadil ha ballato, ha cantato? Sì, ha fatto una... sì, ha ballato. Ha ballato su sua richiesta, su richiesta del Presidente Berlusconi? No. C'è stata qualche indicazione specifica? No, allora... E che tipo di danza ha fatto? Eravamo sedute su una di queste poltrone, no? Quindi Di stiamo che parlando... serata stiamo parlando? Della Visto che sala... la ricorda così bene, ci colloca un momento il periodo? Di che Sempre serata stiamo parlando? sempre il periodo di agosto. Non so se dopo comunque il Ferragosto. Comunque quando siamo rientrati ad Arcore, quindi dopo... Un'altra serata, non quella dove era presente Battilana e quell'altra ragazza. Stiamo parlando di un'altra. Forse era un'altra serata. Sì, era sì. senz'altro un'altra serata. Sì, forse un'altra serata. Sì,
Sì, sempre in questa sala, no? Sì. Sempre in questa sala dove c'è la musica, quindi ci sono queste poltrone in fila, eravamo sedute, siamo capitate comunque sedute vicine. E stavamo parlando, siccome una persona che avevo visto per la prima volta era capitata seduta lì e stavamo lì vicini, anche perché poi non è che sempre comunque stavo giù. E dice, ma che fai? Dice, ma lei? Dice, sì, io sono sì, con l'assistente presidente, fa da segretaria. Dico, sì, vediamo, probabilmente è un periodo di prova, però comunque ho anche un'attività parlamentare, sono un deputato. Lei che fa? Italia? Dice, no, io non sono, vivo in Italia, credo a Milano, ma non vorrei sbagliarmi, comunque in Italia, ma non sono di origini italiane, sono di origine estere, marocchina, del Marocco in questo caso, mi disse, anche perché poi l'ho rivista su. Dico, vabbè, quindi in Italia lavora, non lavora? Dice, sì, oddio, lavoro non ce n'è tantissimo, infatti speravo comunque anche conoscendo il presidente Berlusconi, di avere comunque un'occasione nell'ambito di cosa? Dello spettacolo. Sì, perché io comunque sono una showman, comunque so ballare, cioè, più che altro ballo molto bene la danza del ventre. Dico, bella insomma la danza del ventre, adesso anche in Italia ci sono proprio delle scuole che fanno questo tipo di danza, cioè ultimamente so che anche molte connazionali si iscrivono comunque a questo tipo di danza. A me piace tantissimo, la faccio da sempre, mi piacerebbe anche ballare, però non so, insomma, ho avuto la sensazione che volesse dimostrare al Presidente che comunque sapeva ballare, era anche il periodo magari in un'occasione poter andare a Colorado, insomma comunque delle trasmissioni di Mediaset. Se ti va puoi ballare, qui c'è la musica. E lei ha detto, ma sempre le stesse parole non me le posso ricordare, comunque il concetto era, se vuoi non c'è problema, insomma qui balliamo. Sì, mi piacerebbe, però non so, perché comunque per la danza del ventre comporta, che ne so, degli abiti diversi, perché comunque è un movimento di bacino, quindi magari non c'ho nulla, però se c'è un foulard, una cosa, magari la posso mettere qua sul bacino e la posso ballare. Io sinceramente ho detto, vabbè, vediamo se c'è un foulard, adesso non mi ricordo se ci sono anche dei foulard, che sono quelli che il presidente Berlusconi regala agli ospiti, o se erano delle bandierine piccole, forse, o stava in uno dei costumi che hanno. Comunque sì, io ho preso questo foulard e gliel'ho dato e lei ha ballato, però niente di un ballo, basta. Va bene. Senta, e quindi la richiesta di ballare è pervenuta da Fadil? La richiesta di ballare, sì, lei mostrò, mi piacerebbe, mi disse che lei faceva questo, prima mi disse la nazionalità, poi mi ha detto cosa faceva in Italia, che non c'era tanto lavoro, che comunque le piaceva lavorare nello spettacolo, credo avesse fatto delle cose, magari era un po' imbarazzata, ma voleva avere l'occasione di ballare davanti al Presidente. E io le ho detto, era forse una richiesta per capire io che dicevo, se si poteva permettere o non permettere, cioè non è che uno va anche se c'è della musica, si sta seduti anche ad ascoltare. E io le ho detto, vabbè, se vuoi balla, non è che se c'è una musica perché poi la danza dice sì, possiamo mettere una musica, non so, c'è Danilo lì, non so, sta musica. Ecco, alla fine mi sembra successivamente lei è rimasta alla serata, cioè non è accaduto null'altro, non ci sono stati altri spettacoli, donne spogliate? Mai. Spogliare, mai. Avvocato. Va bene. Mai. Senta, in nessuna occasione, in nessuna serata. Durante le cene e durante i dopo cena, ai quali lei era presente, vi era personale di servizio, personale di segreteria, camerieri, disc jockey o quant'altro? Lei può darci qualche... nelle serate di cui stiamo parlando? Sì, in cui c'era lei. In cui c'ero io. Nelle serate in cui c'ero io, in quel periodo,
La segreteria ero io, quindi sì. Il personale addetto il cameriere di solito, no? Che chi voleva prendere delle cose da bere non si serviva da solo, ma dietro questo piccolo piano bar, chiamiamolo così, c'era il cameriere, cioè una persona di servizio, poi facevano comunque i turni. Dietro la pianola c'era il pianista. In quell'occasione c'era anche la moglie che è il pianista, musica e parole. Nell'occasione prima o nell'occasione seconda, cioè con Battilano o con Fadil? Cosa? Lei ha detto in quell'occasione c'era anche il pianista, ma no, è nelle occasioni. Ah, nelle occasioni, cioè in genere c'era sia il pianista, che si chiama come, scusi? Danilo Mariani. Danilo Mariani. O Mariano Apicella, sono due. No, Mariano. In quella occasione di quella scena del 22 di agosto, ci siamo soffermati, c'era anche la moglie del pianista. C'era anche la moglie. Il pianista c'era sempre, sì. se no... Quindi nella sala sottostante la presenza di personale, di camerieri e addetti alla musica c'era sempre, costantemente, per quanto a sua conoscenza? Certo. Questo alza il Presidente. Non lo so, lo domandiamo, lo devi dire al Tribunale. Sì, sempre, c'era il personale di casa. Magari arrivavano delle agenzie che le portavano giù i ragazzi. Capitava a volte che vi fosse anche il personale della scorta, della sicurezza? Per portare delle agenzie che magari non andavano, come andavo io spesso a prenderle, o comunque in qualche caso le hanno portate loro. È accaduto che ci fosse in giro anche il personale della sicurezza? Sì, della centrale. Della centrale, quella privata. Senta, lei mai è stata data indicazione? Ci davamo una mano un po' tutti, al di là dei ruoli, sì, nel senso che non è che solo io prendevo, cioè chi era, il Presidente aveva bisogno. Lei mai è stata data indicazione dall'onorevole Berlusconi o da persone a lui vicine nell'ambito della segreteria che si doveva prestare attenzione a eventuali persone che fotografassero o che eventualmente facessero delle registrazioni, e comunque le è mai stata data indicazione anche a lei espressamente che non doveva riferire il contenuto di queste cene perché avrebbero potuto creare degli imbarazzi? Assolutamente no, cioè, c'erano telefonini, ognuno era libero. E non le è mai stata data indicazione? Le ho detto anche prima che era un piacere anche fare delle foto. Benissimo, ma la domanda è specifica. Le è mai stata data indicazione da parte del Presidente Berlusconi o da parte delle persone della sua segreteria di non riferire il contenuto delle cene a cui lei ha partecipato, dei dopo cena? No, assolutamente. No. È un piacere riferire di essere state a cena dal Presidente. Domanda, grazie. Prego, Avvocato Longo. No, la ringrazio, signor Presidente, è tutto da parte nostra, nessuna domanda. Anche in esame, Avvocato Longo, perché il testo è comune. Abbiamo già fatto prima in un piccolo intervallo la verbalizzazione, e noi riteniamo che si debba procedere da parte nostra secondo le scelte del tempo che si sono affidate dall'ordinamento processuale penalistico, e quindi il Tribunale ribadisce. Noi stiamo anche aspettando una risposta dalla Suprema Corte di Cassazione, come la sa. Faccio una comunicazione di servizio: il nostro ricorso non è finito alla 7ª sezione, ma alla 4ª, e adesso sarà fissato, credo, a breve. Grazie. Grazie, il Tribunale si ricopre l'ordinanza, possiamo licenziare la testa. Grazie. A voi. Abbiamo terminato.